Nella nostra isola ci sono zone in cui la natura è ancora sovrana, quasi intatta. Sulle sue vicende, sulla sua presenza, sono regolate non solo le stagioni dell'anno, ma anche le stagioni dell'uomo. La vita qui gira con un ritmo più lento. Ha ancora la forza delle tradizioni più conservative. Ogni gesto, ogni momento della giornata è come già iscritto in un codice di abitudini così radicate da sembrare immutabili. Abitudini e organizzazioni di lavoro di un'altra epoca sopravvivono talvolta in queste zone e finiscono per fissarsi per inerzia nel paesaggio umano. Ma solo oggi la gente comincia a sentirli per quello che sono. Casi tipici e straordinari fuori del tempo e della storia. Questo è lo stagno di Cabras, uno stagno così grande che lo chiamano il mare, Summare e Pontis. È proprietà privata, da quando nel 600 Filippo IV di Spagna lo cedette ad una famiglia italiana, i banchieri Vivaldi di Genova, che lo rivendettero agli attuali proprietari un secolo fa. Tutti quelli che lavorano nello stagno debbono accettare un complesso codice di disposizioni e sono inquadrati in speciali gruppi di pesca, detti colleghe, e distinti in categorie ben precise, a seconda del tipo di barca e degli strumenti che sono autorizzati ad usare. Questi si chiamano bogheris e possono pescare solo con piccole chiatte di legno e reti da posta. Veri e propri mezzadri dello stagno, i bogheris pagano il permesso di pesca consegnando al padrone metà di tutto quello che prendono. Per questo, quando sbarcano, c'è sempre ad aspettarli un uomo del padrone, che chiamano pesargiu, perché tocca a lui pesare il bottino e dividerlo in due, metà a loro e metà al padrone. Questo è Cabras, un piccolo centro del Campidano in Sardegna. Un paese come tanti altri, legato al giro lento e antico del lavoro agricolo, nel quale abitudini e immagini di un mondo diverso, più progredito, stentano a penetrare nella compattezza di un costume fissatosi lentamente attraverso i secoli. Un paese di contadini. Ma entrandovi si viene colpiti dall'insistenza con cui il discorso torna ogni volta sulla laguna vicino al paese, o meglio su quello che qui, come in tutta la Sardegna, chiamano lo stagno di Cabras. Io non pesco con le reti, perché io sono un pescatore palamitaio e pesco con le fiocine e col palamito e pesco anguille e pesci. Non siamo autorizzati noi dal padrone a pescare con le reti. Noi usiamo sempre il fassone, lavoriamo sempre con le fiocine, ancora ugualmente col palami. Ci sono le colleghe che sono a mezzadria con le reti. La pesca nello stagno si presenta così, organizzata rigorosamente secondo un sistema di obblighi e di divieti che crea una situazione umana tipica e esclusiva di questa zona.
Non è una grossa parte del paese quella che vive dallo stagno, ma chiunque vi entra a cercarvi il suo pezzo di pane deve obbedire a una serie precisa di norme e di leggi dettate dal proprietario, perché quello che chiamano lo stagno è da secoli proprietà privata. Tra pescatori e padroni c'è solo un rapporto di dipendenza o di mezzadria, una posizione subordinata. Eppure essa appare perfino invidiabile a chi è costretto a vivere ai margini di questa organizzazione del lavoro, ai più poveri, i più diseredati fra tutti i pescatori di Cabras, quelli che chiamano i palamitai. Per espresso divieto, i palamitai non possono usare le barche di legno. Le loro imbarcazioni sono queste, i fassoni, che si fanno da soli con un fieno palustre che chiamano spadua, secondo una tecnica tramandata per generazioni. Il loro nome viene da fascina, perché sono fatti da 15-20 mazzi di giunchi legati gli uni agli altri.